Ciao, sono Gerardo Gibilaro e questo è Teste di nicchia, un podcast creato per mettere a fattor comune le nostre esperienze su società, diritti, dati, tecnologia ed in generale per far emergere ciò che troviamo interessante. Ci ascoltate su Spotify, Amazon Music, Spreaker e in generale su qualsiasi player podcast usando il feed RSS, ma la piattaforma sulla quale pubblichiamo è Substack. Basta cercare Teste di nicchia podcast e, se vi va, qui potete mettere un commento non solo per suggerire approfondimenti, ma anche per partecipare direttamente arricchendo voi stessi il contenuto della puntata. E a questo proposito, Andrea, ma siamo in emergenza idrica? Gerlando, se apri il sito ufficiale della Regione Siciliana, che è il nome dell'ente, non si chiama Regione Sicilia, ma il nome dell'ente è proprio Regione Siciliana, sembrerebbe di no. E non lo sottolineo per caso, perché il governo siciliano ha inviato a Roma la documentazione necessaria per ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la siccità in Sicilia. È stata trasmessa relativamente da poco, il 24 aprile 2024, ed è un documento in cui ci sono anche delle soluzioni per affrontare rapidamente la crisi. Si parla di acquisto di nuove autobotti, la rigenerazione di pozzi e sorgenti, potenziamento di impianti di pompaggio, realizzazione di nuove condotte di bypass. Si prevede anche ristrutturazione di dissalatori a Porto Empedocle, a Trapani, a Gela. Inoltre sono stati istituiti 9 tavoli tecnici per discutere ulteriori interventi urgenti. E attendiamo che il Consiglio dei Ministri dichiari ufficialmente lo stato di emergenza e stanzi i fondi per gli interventi. Quindi è evidente dal punto di vista formale che siamo in crisi, ma perché dico sembrerebbe di no? Le motivazioni della crisi sono documentate in un bel documento che trovate non troppo facilmente online, di 150 pagine, molto interessante per chi è esperto di questi temi. Voglio sottolineare due cose che ho capito e sono gli scenari di crisi. Questo documento è stato redatto una parte a fine febbraio 2024 e in uno scenario per assenza di rilevanti piogge si delinea una sufficienza della risorsa idrica solo per altri 70 giorni, quindi visto che è di febbraio fino a metà maggio, e questo purtroppo è lo scenario quello peggiore. In scenari più ottimistici, comunque fino a metà giugno. Sempre nel documento le previsioni di pioggia dei prossimi mesi comunque non appaiono sufficienti a mitigare la siccità in atto. Stante queste pochissime considerazioni, il documento è veramente molto, molto ricco. A mio avviso sarebbe utile avere sul sito ufficiale della Regione Siciliana un pulsantino informativo che consente alle persone di farsi un'idea, quindi un pulsante dedicato alla crisi idrica, un po' come è stato fatto nel Covid. Ma a te sembra normale che questo non ci sia? Ma a me non sembra normale, ma soprattutto considerando che il 2023 è stato il quarto anno consecutivo con precipitazioni al di sotto della media storica di lungo periodo, arrivare oggi ad aprile 2024 e dire Houston we have a problem mi sembra un poco incredibile. Peraltro la complessità e la delicatezza della situazione impone ovviamente una comunicazione costante nel tempo che normalmente in un momento di crisi deve essere quanto più penetrante. Un'informazione che serva non solamente a informare, ma anche ovviamente anche a formare per comunicare quelle che dovrebbero essere delle buone prassi. Avremmo dovuto cominciare tanto tempo fa. In un servizio di Sky TG24 addirittura dicevano che del 2022 si diceva l'acqua c'è, ma c'è una grandissima dispersione e la crisi idrica è dovuta non solamente dalla questione delle piogge, non solamente dalla questione dell'utilizzo dei pozzi, ma anche da uno stato fatiscente delle condotte idriche. Quindi informare, formare, come fare fronte a questa situazione, come creare uno spazio di dialogo aperto con la cittadinanza, come diffondere quelle buone pratiche e come coinvolgere i soggetti, perché se i cittadini non sono coinvolti, queste buone pratiche rimangono
lettera morta, ma questo non sta avvenendo? Guarda Gerardo, sono stato toccato da questo tema perché anch'io non ci avevo quasi dato nessun peso, nonostante comunque nelle orecchie nei primi mesi dell'anno 2024 arrivassero queste notizie, perché l'azienda che gestisce la rete in città a Palermo, AMAP SPA, fa ai primi di marzo un comunicato stampa che dice vista la diminuzione del 50% degli invasi, quelli che tengono le acque, una bomba, scatta a Palermo il piano di emergenza con riduzione della pressione in rete per garantire l'acqua sino al prossimo inverno, perché poi in inverno speriamo ricomincia a piovere e quindi si sorpassa il problema. Quindi però l'obiettivo minimo è arrivare al prossimo inverno, certo. Oltre non possiamo andare in nessun modo. Leggo la notizia per capire che impatto ha proprio su di me, sull'acqua che ho a casa mia, per capire se devo comprarmi qualche contenitore, riserve, riempire la vasca da bagno, e leggo più consistenti riduzioni della portata immessa in rete con conseguenti diminuzioni delle pressioni d'esercizio, con possibile assenza di erogazione durante gli orari di massimo consumo, e poi a seguire l'elenco dei distretti della città interessati dall'emergenza. Cosa sono i distretti? E questa è la cosa bella, cioè tu hai la notizia, attenzione, allerta, e poi un elenco di distretti. Io non avevo mai sentito parlare in vita mia dei distretti in città. Scorro la notizia e mi sarei aspettato una mappetta, un elenco più dettagliato, il distretto va da qui a là. No, non c'era nulla. Certo, come distinguerli, perché io immagino di essere in questo distretto, sì, ma... esiste il distretto Strasburgo, potrebbe, ci finisci tu, ci finisco io, qual è il limite? Specialmente nelle zone di confine, che una delle cose più importanti è delimitarli. Esatto. E a quel punto ho detto, vabbè, scrivo. Vado sul sito dell'azienda AMAP SPA, trovo la sezione contatti, trovo l'indirizzo che è info@amap SPA, e gli scrivo una cosa un po' bacchettona, cioè gli dico: io credo fermamente che la facilità di accesso alle informazioni sia un requisito per permettere a tutte le persone di comprendere appieno le misure che le riguardano direttamente, perché questo è un tema, certo. Mi devi informare perché mi tocca. Per questo motivo, gli dico, vi propongo e vi suggerisco l'implementazione di una mappa interattiva dei distretti sul vostro sito web ufficiale, e mi metto a disposizione per discutere di queste proposte e offrire eventualmente il mio supporto, perché io comunque mi occupo anche di fare mappe online. E ti hanno risposto? E guarda, la cosa bella, non succede così spesso, mi rispondono il giorno stesso, subito con una proposta, dicendomi se fosse possibile fare una riunione online. Però di questo ti voglio raccontare un po', diciamo che finisce bene questa storia, ma voglio tornare un attimo alla comunicazione regionale da cui siamo partiti. Ma tu per caso l'hai vista l'ordinanza commissariale a proposito di buone pratiche con le azioni finalizzate al risparmio idrico potabile e alla riduzione dei consumi? Guarda, sì, ho avuto modo di vederla, è un documento sicuramente utile, ma vi sono alcuni punti critici nelle modalità di comunicazione di queste informazioni. Innanzitutto, questo documento è disponibile solamente in formato PDF, che è comodo se lo vogliamo consultare da PC, ma se lo vogliamo consultare come la maggior parte delle persone fanno attraverso dispositivi mobili, diventa praticamente inutilizzabile. E questi dispositivi mobili, io vedo persone anche di una certa età, mia madre piuttosto che mia zia e quant'altro, per loro il contatto con il mondo è il dispositivo mobile. Quello che mi preoccupa è il fatto che queste informazioni sono disponibili solo tramite un'ordinanza commissariale, che spesso, anzi che sempre, quasi sempre, non ha visibilità sostanzialmente, e tende a sparire poi nelle comunicazioni che si susseguono di volta in volta. È un peccato, perché queste informazioni, se fossero veicolate, come abbiamo detto prima, in un modo diverso, in un modo che non è solamente il TG regionale, ma attraverso tutta una serie di strumenti, non ultimo Facebook, voglio dire, o Instagram, perché comunque questi sono strumenti che giungono a gran parte della popolazione, ecco, avrebbe un impatto e costituirebbe un interesse maggiore. Questi problemi, queste situazioni avremo a che fare nei prossimi tempi, e di fatto poi diventerà sempre più importante, e quindi diventerà sempre più urgente comunicare, e l'unico canale magari poi sarà sempre, come ripetiamo, il TG regionale, che
non è un dialogo, ma è una comunicazione a senso unico. Senti, ma poi l'AMAP, insomma, mi interessa come è finita? Sì, allora facciamo una discussione serrata, sempre disponibili, superiamo alcune formalità, perché comunque noi gli chiediamo di pubblicare certi dati, loro vogliono un po' capire dove verranno anche pubblicati, eccetera, eccetera. Faccio presente ad AMAP che in parallelo la comunità Open Data Sicilia, di cui faccio parte. Cos'è questa la comunità Open, diciamo? Sì, è una Open Data Sicilia, è una comunità nata circa 10 anni fa, comunità locale che si voleva occupare di rendere più diffuso, più compreso, aumentare la consapevolezza sul tema del governo aperto, cioè tutte quelle pratiche in cui chi ci governa interagisce, mostra, comunica quello che fa, e sul tema dei dati aperti, cioè dati che siano leggibili, aggiornati, ricchi, documentati. Scusami, governo aperto anche, diciamolo, in cui anche non solo comunica, ma mi fa partecipare. Bilaterale, esatto. Sì, assolutamente, okay. No, hai fatto benissimo a sottolinearlo. Quindi è una comunità informale che è attiva da 10 anni, una delle comunità su questo tema, tra virgolette, più attive. Anche nell'ambito del Covid avete fatto. Anche nell'ambito del Covid abbiamo fatto tante cose. E faccio presente ad AMAP che esiste questa comunità che si sta occupando di un sito internet proprio per superare un po' di barriere informative. Stiamo raccogliendo informazioni e AMAP, molto contenta, ci ascolta, ci accetta l'invito e rende disponibile il file geografico, quindi un file da cui poter fare la mappa interattiva con i poligoni colorati, in modo tale che chiunque della città di Palermo, in questo caso, potesse leggere se quell'ordinanza o le future, perché la cosa bella di questo dato è che per future ordinanze, quando si dirà nel distretto X c'è un problema, finalmente si capirà. La mettiamo in sinossi. E la mettiamo in sinossi, assolutamente. E noi siamo molto contenti, faccio proprio 2 esempi di quello che stiamo facendo con Open Data Sicilia. Abbiamo pubblicato le mappe interattive dei comuni con riduzione di fornitura, perché comunque in questi mesi diversi comuni della Sicilia sono in riduzione idrica importante. La mappa con i grafici della serie storica, quindi diversi anni di dati, dei volumi degli invasi, quindi finalmente è possibile dire non soltanto oggi il volume è questo, ma com'era negli anni precedenti. L'abbiamo fatto noi sbobbinando, tra virgolette, dei PDF, perché non c'erano i dati grezzi. Abbiamo messo le buone pratiche di cui sopra in HTML. Non è una cosa, non abbiamo fatto grafiche incredibili, però posso inviare un link che tua mamma, tua zia possono leggere molto più semplicemente. Voglio ringraziare, ci tengo, Ciro Spataro, Gianni Vitrano, Toto Fiandacca di Open Data Sicilia, che si sono occupati moltissimo di questa cosa. Aggiungo, e su questo ti chiedo un altro spunto anche un po' per la tua professione, noi stiamo provando anche a chiedere all'autorità di bacino, che è un po' l'ente regionale che fa monitoraggio, prende decisioni su questi temi, sulla rete idrica, di pubblicare i dati sugli invasi, sulle dighe che contengono quest'acqua, e gli stiamo chiedendo di pubblicarle nelle modalità previste dal decreto legato ai dati aperti, che è il decreto 36 del 2006. Perché il decreto cosa dice? Se ho dati, tabelle di valori, non posso pubblicare soltanto PDF, devo pubblicare anche la tabella dei dati e la serie storica. Ma tu hai visti questi PDF con i volumi? Allora, sì, io ho avuto modo di vederli, non voglio entrare troppo nel merito di documenti che sono sia delle tabelle sia dei grafici. Spesso PDF misti, quindi non nativi, di difficile comprensione perché non sono accompagnati da leggende esplicative. Io posso sapere quant'è in generale la capienza, ad esempio, della diga, però non capisco poi esattamente se il dato che mi viene fornito è di allerta o meno. Quindi sostanzialmente questo, accompagnato al fatto che, diciamo così, nell'home page della regione Sicilia non c'è nessuna allerta, uno rimane sempre un poco spiazzato e rimane sempre in balia di i dubbi, ovvero siamo in emergenza, ma quanto è grave, quanto è superabile, come è superabile, cosa dovrei fare? Per cui ti chiedo, se metto un avviso in home page, sei una testa di nicchia. Teste di nicchia è un podcast autoprodotto. È scritto da Andrea Borruso e Gerlando Gibilaro.
La cura editoriale, la supervisione e il producer sono assenti. In redazione non c'è nessuno. La post-produzione ed il montaggio non sappiamo cosa significhino. Le musiche sono di Strasburgo Series. Le fonti dei contributi audio sono indicati nella sinossi.